Ci troviamo nel sito di Brendola, in via Mazzini, nella località Pedocchio, di Elite Ambiente. L'impianto nello specifico si occupa del recupero di materie plastiche e metalliche dal recupero degli imballaggi industriali, quindi taniche, fusti in generale. La lavorazione è una lavorazione ad umido sia per gli imballaggi in plastica che per gli imballaggi in ferro, e dove la parte di acqua che viene utilizzata per la lavorazione è a totale recupero dall'acqua piovana, quindi abbiamo delle vasche interrate che raccolgono l'acqua piovana e quindi abbiamo un impatto zero per quanto riguarda il consumo idrico. Il processo è abbastanza semplice a livello intuitivo, anche se dietro nasconde una parte tecnica e tecnologica sofisticata e avanzata. Il mezzo entra, viene pesato, a monte c'è un controllo documentale, quindi viene verificata la conformità del rifiuto sulla base dei documenti che ci sono stati precedentemente inviati. Dopo aver fatto la prima pesatura, il mezzo entra in impianto, rovescia il cassone direttamente in linea alle macchine. Il materiale viene poi caricato o tramite nastro o tramite caricatore meccanico a seconda della linea, se è plastica o ferro. Per quanto riguarda la linea della plastica, avviene una prima sgrezzatura con uno sgrossatore, un trituratore. Dal trituratore il materiale passa all'interno del mulino a umido dove viene macinato e si ottiene poi l'MPS effettiva, cioè la materia prima seconda. Quindi dal rifiuto otteniamo una risorsa, un prodotto vero e proprio. Per quanto riguarda il ferro, il processo più o meno simile, abbiamo il materiale che entra con nastro trasportatore, viene caricato all'interno del trituratore, sempre a umido, esce un triturato di ferro che viene anch'esso venduto come materia prima e seconda, come un prodotto recuperato a tutti gli effetti.